Clientela, chi sono i vostri clienti? E poi come seconda domanda, se vorrei fare un discorso continuo, andate a cercarveli voi, ormai sul mercato sono gli altri che cercano voi? Rispondo prima a questa domanda. La clientela nostra è una clientela industriale, quindi noi siamo e lavoriamo un po' dietro le quinte, siamo a conoscenza di segreti industriali, di progetti futuri dei nostri clienti e quindi difficilmente pubblicizziamo i prodotti che sono ovviamente un po' chiusi, diciamo così, al pubblico. Il pubblico li vedrà e li potrà apprezzare nelle vetrine dei negozi. Nelle nostre esposizioni di solito, quando partecipiamo ad eventi fieristici, è nostra abitudine presentare dei modelli di serie. I modelli di serie rappresentano probabilmente non oltre il 20% della nostra attività, quindi tutto il resto resta sommerso, resta nascosto e uscirà fuori solo nel momento in cui i nostri clienti decideranno di sviluppare le loro campagne di marketing. I vostri clienti sono le grandi case produttrici di occhiali o sono i nomi degli stilisti, le case che fanno riferimento Certo, agli stilisti? ambedue perché abbiamo contatti principalmente con le grandi case produttrici di occhiali, in questo caso abbiamo e condividiamo quelli che sono i progetti di licenziatari di marchi e in svariati casi siamo stati contattati direttamente da grandi stilisti che ci hanno chiesto anche delle collaborazioni e delle, chiamiamole, consulenze per realizzare prodotti anche alternativi all'occhiale. Quindi voi lavorate su ordinazione, non è che avete un magazzino nel quale stoccate e poi passate a vendere, lavorate su Sì, commissione. noi lavoriamo principalmente su commissione, quindi su programma di vendita. Abbiamo chiaramente un prodotto nostro che è sempre disponibile a magazzino e che va a toccare quelli che sono i clienti più piccolini, ma che non per questo destano in noi minori attenzioni.